Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea. Una data zero che ha il sapore della rinascita di fronte alle 1000 persone presenti all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Emma Marrone, dopo un anno di attesa, è ritornata a cantare di fronte al suo pubblico, dando il via ufficiale alla stagione dei concerti post-Covid. Ho iniziato questo concerto che ero Emma Marrone e l'ho finito come una che si è andata a vedere il concerto dei Metallica sotto palco. Una pezza. Dopo oltre un anno di attesa, Emma Marrone è tornata a cantare dal vivo in un concerto con il pubblico, sempre rispettando le regole sanitarie e il distanziamento previste per arginare la pandemia di Covid-19. All'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, data zero che precede il doppio appuntamento del 6 e 7 giugno per festeggiare insieme al suo pubblico i primi 10 anni di carriera, dando il via ufficiale al suo tour Fortuna Live 2021. Posso suonare davanti a 1000, davanti a 10.000, a me non mi interessa. Non è la quantità che fa la differenza, è quello che si prova stando sul palco. E io stasera ho goduto, come non godevo da tanto tempo, perché sono finalmente tornato a fare il mio lavoro. Credo che sia una di quelle poche cose che mi viene bene, a parte fare il polpettone. Una data zero che ha il sapore della rinascita di fronte alle 1000 persone presenti ad applaudirla e cantare con lei all'Arena Alpe Adria. Mia cara Lignano, per me questo 3 giugno rimarrà, penso, in uno dei momenti top della mia carriera. Sono stata contenta e onorata di festeggiare qui la prima data del tour, 10 anni di lavoro insieme a voi, che siete stati meravigliosi, educatissimi, rispettosissimi e pieni d'amore, perché io l'ho sentito tutto. Vi chiedo un applauso per questi musicisti pazzeschi, un applauso per tutte le persone che lavorano insieme a me in questo tour. L'applauso più grande lo faccio io a voi. Grazie ancora di cuore. Vi auguro di stare sempre bene, che è la cosa più importante, e buona fortuna a tutti. Mi vuoi lattina ma non me lo dici, sono un vecchio disco, e così mi hai fatto odiare da tutti i tuoi amici, adesso portami via, che più metto più mi ami, sì ma portami via, o mi scorderai domani. Non ho mai avuto più profondi, sei negli occhi agli innocenti, come fai? Ed ora da Lignano ci spostiamo a Marano Lagunare, il periodo della nidificazione degli uccelli nella riserva Val Canal Novo, nell'area protetta. Si possono vedere da vicino in particolare i Cavalieri d'Italia. Tante le novità per quest'estate, tra cui le visite guidate gratuite. Allora, la riserva bene o male è sempre rimasta aperta, ma adesso che siamo zona bianca possono venire più persone anche da fuori. Abbiamo cercato di andare incontro al visitatore e al prezzo del biglietto uno non fa il giro da solo, ma può fare il giro con la guida. Abbiamo diverse visite guidate per il momento le domeniche, in vari orari, ma da metà giugno in poi, quando comincerà anche il servizio di linea Marano-Lignano, faremo 4 giorni alla settimana visite guidate gratuite per chiunque voglia venire a visitare questa riserva naturale. A Marano abbiamo 3 riserve, quella più conosciuta forse è quella alle Foci dello Stella, ma si raggiunge solo via acqua. Abbiamo un'altra riserva, la più recente, Valle Grottari, vocata là
diciamo, conservazione. Questa adiacente all'abitato di Marano, già nota come centro visite, è quella proprio per la fruizione, dove ci sono le strutture di supporto per riuscire a capire in modo semplice e facile qual è l'ambiente della laguna. E qua si possono osservare in primis chiaramente la vita, in modo particolare gli uccelli, che dopo magari facendo un giro potremo vedere che in questo periodo siamo in pieno periodo di nidificazione, quindi stanno nidificando. Il visitatore che viene li può vedere a pochi metri. D'inverno arrivano molti uccelli dal nord Europa che passano l'inverno e se ne sono tornati via. Certi uccelli restano tutto l'anno, come si potranno vedere, germani, cigni, oche, che hanno nidificato, stanno finendo, però si vedono magari piccoli che stanno crescendo. Ci sono delle specie invece che adesso stanno nidificando, che sono arrivate dall'Africa, come il cavaliere d'Italia, e in questi giorni se uno viene li può vedere covare. Sono nati già certi, altri stanno facendo, o ci sono degli aironi che stanno nidificando e altre specie. Però quello che dà più soddisfazione, perché li puoi vedere a pochi metri, sono questi cavalieri d'Italia, questi uccelli limicoli dalle zampe lunghe, molto eleganti, molto rumorosi, perché quando nidificano difendono il nido anche dal falco, da altre specie, e si fa molto notare. Ecco, anche didattica con uno spazio legato a una capanna particolare. Abbiamo anche ricostruito una capanna del periodo preistorico, dell'età dei metalli, su evidenze e testimonianze storiche, non proprio qua dentro, ma nei dintorni, ma sempre abbinandola a quello che è il tema della natura. Come viveva in passato l'uomo, che doveva avere più legami con la natura, conoscere, interpretare i messaggi e vivere immerso nella natura per riuscire a sopravvivere, e cerchiamo con dei laboratori di immergere i bambini in quell'epoca e in modo pratico, proprio con le mani, cercare di capire come in passato c'era questa manualità e questo legame con la natura. Per esempio quest'estate apriremo molto ai centri visite. Oggi dopo il lockdown, con purtroppo le scuole che per DPCM non potevano fare attività all'aperto per tutto l'anno scolastico, magari quest'estate, grazie al fatto che la pandemia sta scendendo, difatti siamo zona bianca, i vaccini, quello che vogliamo, c'è esigenza di tornare all'aperto e quindi proporremo i laboratori a tutti quei centri estivi che vorranno venire e rivolgersi a questo ambiente. C'è anche un ambiente riproposto di un vecchio casone, quindi un riparo utilizzato un tempo dai pescatori. Sì, avevamo una struttura che utilizzavamo poco, se non per osservatorio, ma adiacente c'è una molto più grande, che quindi è quella che utilizziamo di più e dove abbiamo messo delle realizzazioni e dei pannelli informativi per informare la gente. Questo capanno abbiamo ospitato una mostra di un'associazione locale, ricostruendo all'interno di questo casone qual era, diciamo, il casone o la casa tipica del pescatore. Questa associazione aveva raccolto molto materiale, quindi tutto l'arredo, le arti da pesca, è ricchissima di materiale e uno può osservare e vedere com'era, diciamo, la stanza unica del casone o delle case maranesi dei vecchi pescatori. Abbiamo poi l'acquario lagunare, dove di recente sono nate delle stelle marine, che è un caso abbastanza particolare ed importante. E ripeto sempre, sono delle cose che non facciamo solo noi tecnici, possiamo ammirare, ma chiunque vede in modo semplice può osservare quanto stiamo facendo. E magari la famiglia, i bambini, e se da questo incontro vengono emozionati, stimolati, abbiamo raggiunto il nostro scopo, che è quello appunto di informare, sensibilizzare, emozionare il pubblico. Cosa è stato fatto e su cosa si continua a lavorare? Il contenuto dei progetti attuati in Friuli Venezia Giulia del partito Lega Salvini è stato illustrato questa mattina nella sede di Udine della Regione dal capogruppo Mauro Bordin. E con il capogruppo in Consiglio regionale della Lega, Mauro Bordin, facciamo il punto su quelle che sono le attività appunto della Lega. Buongiorno. È un bilancio di metà mandato fondamentalmente, che è arrivato un po' in ritardo perché la pandemia ha cambiato un po' i tempi di tutti. È un bilancio che comunque è assolutamente positivo per il gruppo Consiglio Lega Salvini, che ha dimostrato una centralità assoluta sia nell'attività consigliare sia nell'azione amministrativa del governo Fedriga. E questa centralità è dimostrata dal fatto che tra l'altro la prima legge importante
approvata in Consiglio regionale era l'Omnibus, che poi è stata diventata la legge 6/2019, che era una legge di iniziativa del gruppo Lega. Lega che in questa legge ha portato avanti ad esempio l'abbattimento del costo del trasporto pubblico locale scolastico, che come sapete oggi sia per urbano che extraurbano ha una scontistica del 50% negli abbonamenti annuali. Il piano alberghi per promuovere la ristrutturazione e riqualificazione con ampliamento di strutture alberghiere e anche dei ristoranti. Il piano casa, con il quale è stata promossa la riqualificazione e ristrutturazione degli immobili ad uso residenziale con una possibilità di ampliamento fino al 50%. È stata semplificata la procedura per le varianti urbanistiche non sostanziali, sono stati introdotti gli istituti dei condotel e delle strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali, quindi misure che hanno spaziato in diversi settori e che hanno dimostrato comunque una forza importante del nostro gruppo nel proporre novità per questa regione. Lavoro che poi è continuato nel corso di questi 3 anni, sia con leggi di iniziativa dei consiglieri della Lega, sia attraverso il contributo che abbiamo dato alle grandi riforme, partendo dalla sanità, passando alle autonomie locali, per chiudere con l'ultima grande riforma che abbiamo fino ad oggi approvato, che è lo sviluppo impresa. E adesso che cosa possiamo aspettarci per il futuro come nuovi progetti? Adesso abbiamo alcuni progetti di legge già depositati, che riguardano ad esempio la disciplina dell'ititurismo e del pescaturismo, gli agrinido, il gelato artigianale, la formazione per affrontare le problematiche di disostruzione pediatrica e poi abbiamo l'idea di lavorare su una nuova Omnibus, su cui in qualche modo ci sono già i ferri in acqua, e che dovrebbe vedere la luce nel prossimo autunno. Quindi un'altra proposta di legge del gruppo Lega in cui soprattutto cercheremo di puntare sulla semplificazione per i cittadini, per le imprese e per diciamo, tutti gli stakeholders che magari ogni tanto sono in affanno per quelle che sono le difficoltà, le burocrazie e i costi che molto spesso diciamo, vengono proposti dalle discipline attualmente in vigore. Piccola pausa per la pubblicità, poi ritorneremo in diretta a Voi la linea con altri servizi, il primo da Monfalcone, poi che riguarderà il nuovo allenatore del Pordenone Calcio, tra poco. Bentornati ad Voi la linea. È stata inaugurata questa mattina a Promomare, la Fiera del Mare di Monfalcone. Per 3 giorni Piazza della Repubblica esporrà le eccellenze marine e nautiche della città dei cantieri con le società sportive e le attività commerciali. Buongiorno da un'assolata Monfalcone dove è stata inaugurata Promomare, la Fiera del Mare di Monfalcone. Attività commerciali e sportive di Monfalcone scendono in piazza per testimoniare la loro eccellenza, le loro bravure, le loro maestrie per appunto mostrarsi alla città e non solo, a chiunque in questi 3 giorni vorrà scoprire quali sono appunto le particolarità del mare di Monfalcone. Abbiamo raccolto qualche intervista, andiamo pure a sentirle. 3 giorni di Promomare a Monfalcone, il mare entra a Monfalcone e lo fa nella sua piazza principale in Piazza della Repubblica. Assolutamente, questa è la 3ª edizione di Promomare e noi ci abbiamo sempre creduto, è un'attività che sta crescendo ed è una grandissima opportunità. Qui abbiamo una ventina di stand in cui non abbiamo coinvolto solamente le associazioni dedicate allo sport e a tutto quello che dipende dal mare, ma soprattutto abbiamo voluto che siano presenti le attività commerciali che sono assolutamente indispensabili per il nostro territorio e per il rilancio del mare. Quello che è la cosa interessante, quest'anno proponiamo anche 2 start-up, quindi dimostrando come la reinterpretazione anche del modo più classico di intendere l'attività commerciale possa essere comunque fonte ed essere propedeutica poi per il rilancio anche per i nostri giovani nelle prospettive per il futuro. E anche diverse dimostrazioni in piazza ci saranno in questi 3 giorni, c'è stata allestita anche una bellissima piscina. Assolutamente, nella piscina avremo l'occasione di poter vedere delle mini regate con dei modellini, ci sarà anche la possibilità di poter interagire, quindi di poterli utilizzare e provare, ci saranno delle prove di salvataggio anche fatte dalla protezione civile con i cani, ma poi quello che voi vedete poi quando farete la zoomata sulla nostra piazza è che a fianco agli stand ci sono anche dei simulatori che permetteranno di poter provare direttamente qui su terra le sensazioni che poi si potranno avere ovviamente nel nostro amato mare.
Come la fa sentire vedere i monfalconesi che girano liberamente tra gli stand dopo questi mesi difficili? Ma mi può far sentire solo bene, noi ci abbiamo creduto, prima di questo evento abbiamo fatto quello delle bike circa una decina di giorni fa, abbiamo fatto comunque anche la festa dei fiori, quindi noi manteniamo sempre la linea che abbiamo cominciato 4 anni fa, che è quella di investire sulle attività e soprattutto sugli eventi. Perché? Perché gli eventi sono quell'elemento che ci permette di transitare immediatamente un messaggio fuori da Monfalcone, facendo sì che la gente possa vedere Monfalcone non solamente come attività così ludica semplicemente, ma anche come livello culturale, livello di spessore anche per quanto riguarda le attività che andiamo a fare. Benissimo. La prima edizione di Promomare del 2018, siamo arrivati adesso nel 2021, com'è nata l'idea di Promomare? L'idea di Promomare è nata proprio per promuovere tutte le società che operano, le società sportive che operano principalmente sull'acqua, sul mare, per cui vela, canottaggio, surf, kite, nuoto pinato, tutto quello che gravita attorno al nostro mare, per cui questa era l'idea di appunto dire a tutti i ragazzi, era incominciato con le scuole, adesso c'è stato il problema del Covid, per cui non siamo riusciti a coinvolgere totalmente le scuole come 3 anni fa, però era quello di portare i ragazzi qua a far provare i simulatori dei vari sport del mare e invogliarli a fare un'attività appunto estiva che poi può arrivare a un'attività agonistica appunto degli sport. E poi ricordiamo che in piazza non ci sono solo le attività sportive, ma anche tutte le attività commerciali che riguardano il mondo del mare e della nautica. Esattamente, era cominciato lì soltanto con le società sportive, ma si è allargata giustamente con quello che gravita attorno all'economia del mare, perché è importante anche questa. E poi abbiamo sempre avuto un occhio di riguardo per quello che è l'ambiente. L'ambiente in tutte le edizioni del Promomare è stato messo in primo piano. Abbiamo 2 anni fa anche fatto una conferenza proprio relativa all'ambiente con personaggi molto importanti. Quest'anno invece faremo una conferenza su Luna Rossa, ma l'attenzione verso il riciclo e completa attenzione all'ambiente c'è, anzi lo vedrete nei vari stand che ci sono. Presentazione ufficiale oggi al Centro Sportivo De Marchi per Massimo Paci, nuovo allenatore del Pordenone Calcio. Il tecnico arriva dalla Serie C a Teramo ed è pronto a raccogliere la sfida. Ramari ambiziosi, come sottolinea Patron Lovisa, ma l'obiettivo principale è quello di aprire un nuovo ciclo. Massimo Paci, il nuovo allenatore del Pordenone, dopo l'esperienza al Teramo, l'arrivo in una società che disputerà il campionato di Serie B. Prima domanda, se l'aspettava questa chiamata? No, onestamente no. Dopo un anno di Lega Pro sono rimasto sorpreso da questa chiamata, ma la accolgo con grande entusiasmo perché ho molta carica dentro, quindi sono molto felice della chiamata naturalmente. Ringrazio la proprietà, ringrazio la società, il direttore sportivo e accetto questo incarico con grande entusiasmo. Che tipo di calcio vuole portare a Pordenone? Guardi, l'importante è riuscire a creare un'identità. Cercheremo di dar fastidio a tante squadre. L'identità di calcio che vogliamo portare è di aggressività, una squadra aggressiva, una squadra che corra, una squadra che possa far appassionare i propri tifosi, a prescindere dai principi di gioco che proveremo naturalmente a lavorarci, perché comunque la squadra dovrà avere delle idee, però sostanzialmente vogliamo essere una squadra che lotta, una squadra che esce dal campo col pantaloncino sporco e con l'idea di aver dato tutto e che avere la sensazione quasi di non poter più correre per una settimana. Quello è il nostro modo di vedere il calcio. Il Pordenone è sicuramente una squadra giovane a livello di categoria, ma che ha fatto vedere in questi anni di poter ambire sicuramente al salto in Serie A. Crede che sia quello l'obiettivo con il quale ripartire in questa stagione? No, non credo sia quello. Io penso che quest'anno sia una stagione difficile, credo che l'obiettivo principale sia la salvezza. Parlare oltre che mantenere la categoria in questo momento secondo me è sbagliato. Dovremo fare un bel campionato, lotteremo per obiettivi che siano tirare fuori il massimo da tutta la squadra, da tutti i componenti della squadra che avremo a disposizione. Il mantenimento della categoria è il primo nostro obiettivo perché sarà un campionato impegnativo e poi dipenderà molto da noi. Dipenderà molto dal potenziale della squadra e da quello che noi staff e gruppo squadra, quindi intendo società e tutti i componenti del gruppo di cui il Pordenone fa parte, riusciranno a tirar fuori da questo potenziale.
Dal punto di vista del mercato, ha qualche richiesta particolare da fare alla società? No, nel senso, la squadra è una squadra già che parte da una buona base. Ho la massima fiducia da parte della società, ho la massima fiducia della società, nel senso che ho trovato persone estremamente competenti e estremamente vogliose di far bene, e quindi parliamo più che altro di caratteristiche dei giocatori, ma poi sarà anche il mercato che dirà che tipo di giocatori potranno venire qui a Pordenone. Non ho fatto nomi in particolare perché io sono allenatore e cerco di fare l'allenatore al meglio. Ritengo che la società farà il massimo per le proprie possibilità per allestire a noi una squadra con alto potenziale. Presidente Lovisa, insomma con mister Paci si apre un nuovo ciclo per il Pordenone. Diciamo che soprattutto Matteo Berrettoni è un anno che lo stavamo osservando, ci sembra un ragazzo serio e soprattutto preparato. Insomma, credo che sia quella generazione che sta venendo avanti, i vari Zanetti, i vari Dionigi, e quindi credo che Paci sia uno di quelli, quindi sicuramente pensiamo che abbia delle qualità e delle caratteristiche che si possono sposare con la nostra filosofia. Sulla squadra credo che lui abbia studiato già bene i nostri giocatori, perché l'ossatura rimarrà, ci sarà sicuramente degli inserimenti, però adesso è prematuro parlare della squadra. Intanto cominciamo a mettere le basi con un allenatore giovane, preparato e soprattutto una persona intelligente. Poi io credo che il prossimo anno sarà la B più importante degli ultimi anni, oltretutto andremo su Sky, quindi immaginatevi la visibilità e la voglia che c'è di tutte le squadre di far bene, e credo che sarà un campionato tosto e noi vogliamo esserci, vogliamo fare la nostra parte, aprendo, speriamo, un ciclo nuovo con questo allenatore, e quindi per il momento pochi proclami, facciamo un passetto alla volta. Noi sappiamo cosa ci serve per essere competitivi e cercare sempre di rimanere, come dico sempre io, dalla sinistra della classifica, che è il nostro obiettivo, insomma. Ciurria, che è un po' il pezzo pregiato del Pordenone, la stella in questo momento, resterà? Non lo so, sono tutte cose che valuteremo insieme al mister, insieme a Matteo e Berrettoni, e adesso vediamo, facciamo un passetto alla volta, gli ho detto, quindi è normale che il ragazzo abbia molte richieste sia di A che di B, però noi se dovessimo privarci di Ciurria è solo per una cifra importante, se no Ciurria rimane con noi. La speranza, insomma, con il ritorno del pubblico, è che il prossimo anno ci si possa godere anche, insomma, un Tegil pieno di gente. Ecco, questo credo che sia un'altra prova, perché noi purtroppo credo che Lignano abbia voglia di tornare a vivere anche a livello calcistico. L'avevamo fatto soprattutto su questo aspetto, la città ha bisogno, noi ne abbiamo bisogno, la gente anche credo che abbia una voglia matta di rivedere la nostra squadra, e quindi aspettiamo tutti, adesso vedremo le nuove normative, cosa ci diranno, però insomma siamo così in attesa. Grazie a voi per l'attenzione e buona giornata con Telefriuli.